io sogno Peppina la Poica, che è mio fratello Totò, che è mia madre Maria e che è mio padre Natale. Basta, già che già. No, ora comincio il video. Vabbè. Allora, salve a tutti, noi siamo i soliti Fuad, io sono Vincenzo. Io sono Piero. Per la prima volta in questo per la video. prima volta ci facciamo vedere. Ci facciamo Per il vedere vostro grande piacere. per il vostro grande piacere, spero. È il nostro piacere di conoscervi. Vi vogliamo ringraziare veramente perché ci avete stupito. Ci avete stupito in che Non ci saremmo senso? mai aspettati Perché non ci di arrivare a questo traguardo che era 100.000 visualizzazioni nel primo video di Peppina Poica e quasi 100.000 nel secondo. Esatto. Quindi per noi è stata una soddisfazione. Una soddisfazione e soprattutto una cosa inaspettata. Che noi volevamo solo divertirci e fare un doppiaggio, non volevamo fare. Non ci aspettavamo tutto questo successo. Questo successo, soprattutto le condivisioni, i mi piace. Cioè, comunque siamo andati avanti. Vogliamo dare infatti un grande abbraccio e un ringraziamento a chi ci ha visualizzato, a chi ci ha rivisualizzato, ai mi piace nella pagina Facebook che sono per giù 635, una cosa del genere. Agli iscritti su YouTube che sono 2100 e passa, 105, sopra i 150, 2150. E soprattutto a delle pagine che ci hanno aiutato veramente. Delle pagine importanti che sono. Non ringraziamo in primo luogo Video Ripetizioni, che è un canale di un nostro amico Leonardo che ci ha aiutato fin dall'inizio. Appena dopo qualche giorno dopo. Subito dopo la creazione del primo video, lui subito ci ha contattato e ci ha appunto fatto pubblicità. Noi facciamo pubblicità a lui. E noi a sua volta facciamo pubblicità a lui. Poi... Infatti, se potete iscrivetevi nel suo canale. Nei video consigliati in alto a destra. E poi ringraziamo anche altre ringraziamo anche altre pagine che ci hanno supportato fin dall'inizio, come la Sicilia, Tomatanura, Proverbi e detti siciliani, sì, Palermo e solo Rosanero, palermonoi.it, il poi Memes c'è Rosanero, Rosanero, è meglio che mi faccio una risata. È meglio che mi faccio una risata. Comunque, i link di queste pagine sono tutti in descrizione. Un grazie speciale appunto a tutte queste pagine. Qualche giorno fa abbiamo scritto anche, abbiamo annunciato abbiamo annunciato questo video. Abbiamo chiesto di fare qualche domanda per chi volesse fare le domande. Mi ha ricevuto migliaia di domande. È vero, queste domande. Minchiate. Vuoi leggere tu? Leggi, tanto. Vabbè, dai. Allora ci scrive Salvatore. Salvatore, si vede pure il cognome, che insomma per sura. Ci scrive Salvatore. Ma chi c'è scritto? Non si capisce niente. Allora, no, tu l'hai scritto. Salvatore ci scrive che programma utilizzate per fare i video. L'abbiamo già detto, ridetto altre 1500 volte. Il programma si chiama Sony Vegas Pro 12. Come ci ha chiesto, è una versione. Noi l'abbiamo comprata perché si comprano. Non si scarica legalmente questa versione. No, si compra, noi l'abbiamo comprata. Sì, l'abbiamo comprata. E poi un'altra domanda che Francesco che ci ha chiesto quale programma usiamo per modificare le voci. Francesco, io posso rispondere direttamente, noi non usiamo nessun programma. Noi non usiamo nessun programma perché le voci sono nostre. Se vuoi ti possiamo fare un dialogo veloce, un inedito. È nuovo. Un inedito. Fatto per l'occasione. Ma ti viene qualche cosa? Allora, vediamo se ci penso adesso. Allora, sei nata a famiglia dei Puocci, va a mangiare McDonald's. Miei è buono sto panino, ma mi pare che buono che dura che a me cosa che fanno la cala. Ma che zocco c'hai rinza? Tu sai, mamma? Peppina, ma non capisci che c'è no panino. Ci sono i fazzaruzzovi, c'è i cuscinazzi arrosi, arricchito cucina caimela e a testa di tu cucina salvatore. E di ora che fine ficilo? Peppe, da fare fatto tonta a mescare. E c'è lo totò, zocco ci manca il suo panino. Ci manca solo, cosa c'è con nutta? Beh, abbiamo finito il dialogo inedito. Per far vedere che non usiamo nessun programma. Che non usiamo nessun programma, le voci sono nostre. Un'altra cosa importante che dovevamo dire appunto è che a breve, tra qualche giorno, settimana, non si sa. Qualche anno. Sì, no, non è vero. Creeremo un secondo canale. Un secondo canale per un motivo molto importante, perché abbiamo ricevuto varie segnalazioni sui video del primo canale da YouTube, perché i video noi li prendiamo da YouTube, gli leviamo il suono e la voce gliela mettiamo noi, e questo purtroppo ci ha penalizzato perché YouTube ci ha segnalato, ci ha mandato le notifiche di segnalazione per questo motivo non vogliamo rischiare che ci venga chiuso il canale, perché uno dei rischi è questo. E quindi abbiamo pensato di creare un secondo canale.
Però il primo canale, tra parentesi, rimarrà perché noi tutti i doppiaggi che facciamo li mettiamo in quel canale. Se un giorno dovesse essere chiuso, dovrà essere chiuso, noi i doppiaggi li portiamo sul secondo canale. Però intanto il primo canale rimane per i doppiaggi. Il secondo canale ci servirà perché noi vogliamo andare oltre Vogliamo i doppiaggi. Vogliamo fare andare una cosa oltre di i più. doppiaggi. Vogliamo fare Un salto di qualità, non è vero. Ancora non abbiamo idee, però abbiamo intenzione di farlo in settimana. Però diciamo che ci vuole tempo. Peppina non mancherà mai, Peppina. Esatto, È Peppina nei ci nostri sarà cuori, sempre. Peppina. Peppina in the heart. Io sogno Peppina. Comunque. Ok, adesso Vorrei dire una cosa importante per tutti, una cosa importantissima, che noi siamo stati i primi a fare un video di Peppa Pig in siciliano. Perciò, il prossimo video di Peppina, dobbiamo dire. il prossimo video di Peppina sarà Il prossimo un video di Peppina sarà un velo speciale natalizio. sarà però successivamente sarà messo la settimana prima di Natale, super giù. Quindi è inutile che È inutile che continuate a dire quando verrà, perché perché purtroppo il tempo è questo, io studio, lui io sono magnaccio come Natale, esatto. non disoccupato. Quindi Inoccupato. inoccupato. Io sono ancora al quinto superiore, quindi dovremmo studiare. Cioè io devo studiare. Comunque adesso vi salutiamo, un grande bacio, un abbraccio, arrivederci. Grazie. Abbiamo visto, Abbiamo visto Picciotti.